Ieri la Spagna ha perso la Catalogna, si è persa una grande occasione per esercitare la democrazia. All'indomani del voto per l'autonomia della Catalogna commenta così il governatore del Veneto Luca Zaia quanto accaduto in una giornata, quella del 1° ottobre, inevitabilmente destinata a segnare la storia della Spagna e dell'Europa. Da un lato le file di persone in coda fin dalle prime ore del mattino per votare, le famiglie, gli anziani, i giovani che fianco a fianco hanno voluto essere presenti e dire la propria sull'indipendenza della Catalogna, dall'altro i seggi chiusi, le violenze, le manganellate, gli 800 feriti, le cariche della Guardia Civile con l'ordine di fermare a qualsiasi costo un voto dichiarato illegale. Come andrà a finire è un punto interrogativo. Martedì lo sciopero generale in tutta la Catalogna e quello che al momento sembra un muro contro muro tra Madrid e Barcellona, dalla quale a ore potrebbe anche arrivare la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Intanto quanto accaduto in Catalogna finisce per infiammare il dibattito in Veneto a 3 settimane dal referendum sull'autonomia, per quanto ben diversa sia la natura della consultazione. Il referendum dei Veneti è un referendum rispettoso della legge, in linea con la Costituzione, prova ne sia che noi facciamo questo referendum in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Chi dice che il referendum non serve evidentemente non ha mai letto la Costituzione. La Costituzione dà modo allo Stato, al governo di devolvere almeno 26 competenze alle regioni, ma in 16 anni non ha mai erogato nessuna competenza alle regioni, per cui penso che la forza di questo referendum sarà rappresentata dall'affluenza alle urne. Affluenza fondamentale in Veneto, visto che qui, a differenza della Lombardia, affinché il referendum sia valido è necessario che si rechi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto.